Buongiorno cari amici di Io Compro Siciliano Chef e benvenuti ad un'altra puntata di questo mio personale viaggio nelle tradizioni culinarie siciliane prenatalizie e natalizie. In particolar modo io sono golosissima di dolci, non so se l'avete capito perché le ultime puntate sono state tutte incentrate sui dolci tipici siciliani e oggi un altro viaggio nella mia splendida città di Siracusa. Mi trovo nell'isola di Ortigia, dove negli anni 90 una famiglia di pasticceri ed in particolare il signor Giovanni Artale, che quest'anno fa 40 anni di attività, quindi auguri al signor Artale con tutto il mio cuore, ha introdotto una nuova tradizione sulla cuccia. La cuccia è un piatto tipico siciliano che tutti noi conosciamo perché ci veniva preparato dalle nonne, però stavolta proposto in versione dolce. Sono qui oggi con i figli del signor Giovanni Artale perché lui ha avuto un piccolo malessere, quindi non è qui con noi, ma lo salutiamo e lo abbracciamo insieme alla signora Angela e a tutti i nipotini che ci stanno seguendo su YouTube, perché i bambini amano seguirci su YouTube, quindi un bacione a tutti voi bimbi. Questa è una ricetta anche adatta a voi, da fare a casa insieme alle vostre nonne e soprattutto da mangiare perché è buonissima. E allora sono qui, metto la mascherina perché adesso non posso più mantenere le distanze, quindi mi raccomando mantenete sempre la mascherina per stare al sicuro. Sono qui insieme ad Alessio e ad Anita, che sono Alessio il pasticcere e Anita la nostra showgirl della giornata e della pasticceria. Anita, Alessia, raccontami un po' di questa cuccia. Allora, la tradizione della cucina noi siracusani dovremmo conoscerla bene, perché intanto è strettamente legata alla nostra patrona Santa Lucia, ma poi anche perché noi comunemente intendiamo la prima settimana di maggio la Santa Lucia delle Quaglie. Sì. Questa Santa Lucia delle Quaglie ha un motivo per cui noi siracusani celebriamo questo evento ed è strettamente legato al miracolo della cuccia, del grano, perché in questo lontano anno di grande carestia, come per magia apparvero nel porto di Siracusa 3 navi cariche di grano e quindi la popolazione che era riunita in chiesa per pregare Santa Lucia affinché aiutasse il popolo a superare questa carestia, venne attirata da questo grande stormo di uccelli che comunque segnalavano la presenza di questo grano nella battigia proprio della nostra marina. Sì. Il miracolo di Santa Lucia è legato al grano che oggi noi presentiamo qui ovviamente in una versione un po' più elaborata, una versione più sofisticata, ma la vera cuccia nacque solamente dal grano bollito. Dal grano bollito, dove tutt'oggi, insomma, in molti paesi della Sicilia viene realizzato durante appunto questo mese di dicembre. Quindi semplicemente il grano messo a mollo, intanto cominciamo anche a dire che questo grano viene messo a mollo per 3 giorni sì, prima di essere cotto, e poi una volta cotto si può mangiare anche semplicemente con l'olio, insomma un po' di acqua di cottura, però noi oggi qui ve lo proponiamo in una versione più dolce e più attraente anche per tutti i palati, perché logicamente il grano bollito è sempre grano bollito e oggi vogliamo tutte ricette un po' sofisticate. Quindi io prego anche il regista Paolo Gatto, che saluto e ringrazio per il suo supporto, di mandare anche la ricetta. Come vedete ci sono pochissimi ingredienti, quindi grano, cioccolato fondente, arancia candita e ricotta. La ricotta, che tipo di ricotta? La ricotta noi usiamo una ricotta di mucca, quindi sì, una vaccina, con una percentuale di zucchero molto soft, diciamo, sì, non è tanta, in modo che si assapora più il gusto della ricotta anziché quello dello zucchero. Perfetto, perché già aggiungiamo anche le bucce d'arancia candita e il cioccolato fondente, che sono comunque dolci, abbastanza dolci. Perfetto, allora io chiedo ad Alessio di cominciare a preparare la nostra cucina. Allora, in pratica il grano, dopo essere stato messo a mollo per 3 giorni, viene cotto come si cucina il riso, praticamente, per farla in modo semplice. Sì. Ottenendo questa consistenza del grano, che è già mangiabile in se stesso così. Allora, per fare la cucina mischiamo questi ingredienti. Sì. Prendiamo del grano,
in una terrina. La quantità di grano deve essere superiore agli altri ingredienti, giustamente. Certo. Mettiamo le gocce di cioccolato, i canditi. Questa cucina, quando vostro papà ha cominciato a fare questa ricetta, la distribuiva insieme ad una partecipazione del comune di Siracusa ai siracusani proprio durante la festa di Santa Lucia. Veramente era la sera prima, La sera prima. la sera dei Vespri, il 12 di dicembre, sul sagrato della chiesa del Duomo venivano distribuiti, a parte la cucina in enormi quantità, perché io ero ragazzina e mi ricordo anche io questa immensità di vaschette che venivano date alla popolazione. Sì. Poi venivano fatte delle vaschette di terracotta che ti mostrerò in seguito, non ho avuto modo di reperirle adesso, per le autorità. Sì. E poi la Croce Rossa distribuiva i lumini proprio a simboleggiare la luce di Santa Lucia. E poi venivano anche dal carcere di Cavadonna i lavori manufatti dai detenuti, che era il pane con gli occhi di Santa Lucia, e dei piccoli lavoretti che venivano distribuiti gratuitamente. Voglio precisarlo, venivano distribuiti tutti gratuitamente alla popolazione. Quello è stato l'input per fare conoscere, diciamo, cosa era questo dolce, perché noi siracusani, insomma, abbiamo sempre un po' abbandonato un po' queste tradizioni, però è bene comunque riconoscere ciò che fa parte della nostra tradizione. Ma io penso che sia anche bellissimo portare avanti queste tradizioni, ma anche per le nuove generazioni, perché ormai veramente con internet riusciamo a trovare tutte le ricette possibili e immaginabili. Però ecco, queste della nostra tradizione ce le dobbiamo tenere sempre care, perché sono veramente della nostra vita, della nostra cultura, della nostra terra. È vero. È bellissimo anche sapere le storie, cioè il motivo per cui venivano trovate una poesia bellissima che riguarda proprio il miracolo di Santa Lucia, perché la gente quando trovò questo carico di grano prima ebbe un grande stupore, poi invece si confuse un attimino, perché pensarono prima che secca e diventa farina e facciamo il pane passano altri 4-5 giorni, quindi come dobbiamo mangiarlo, e tentarono di bollirlo. Il grano, la prima ricetta originale della cucina infatti era solo il grano bollito, perché non avevano la possibilità di reperire altri ingredienti. L'unica soluzione era quello bollirlo, e siccome ha un grande valore proteico riuscì a saziare tantissime persone. È vero, questa cosa è bellissima, infatti io, come vi dicevo, sto facendo un viaggio nelle tradizioni culinarie siciliane, perché appunto scoprire queste storie e raccontarle anche ai nostri bambini, anche sotto l'albero a volte, perché i nostri bambini oggi sono fortunatissimi, hanno tutto e di più, e quindi capire veramente il valore di ciò che hanno in tavola ogni giorno è importantissimo. Quindi sono veramente felice oggi di essere qui insieme a voi ragazzi, perché diciamo della nostra generazione, siamo tutti e tre bene o male della stessa età, ricordare io per esempio mia nonna che faceva la cucina con una minestrina, con una minestrina, e poi la condiva semplicemente con un po' di miele caldo, se ti piaceva anche un po' di cannella sopra come dolce, e poi per me era tipico venire qui alla pasticceria Artale e assaggiare quella con la ricotta che faceva il signor Giovanni. E l'idea anche era quella di distribuirla ai vicini come dono, come augurio di buona salute. Per questo magari forse anche in questo periodo dovremmo un attimo riflettere a questo, su tante cose. Allora, qui Alessio dopo averlo amalgamato tutto, questo è l'aspetto finale che ha la cucina. Praticamente vediamo in prevalenza il grano con la ricotta, e poi in minoranza c'è sia la cioccolata che... Quindi qui abbiamo mischiato circa 5 cucchiai di grano già bollito, un cucchiaio e mezzo di cioccolato, lo stesso per i canditi, e un 3 cucchiai di ricotta. Perfetto. Quindi poi il modo per mangiarlo è semplicissimo. E poi così, questo è un dolce che prevalentemente viene mangiato al cucchiaio, quindi viene messo noi lo vendiamo così nelle coppette così stagionate, così, e questo è il dolce finale. Perfetto, così. Quindi come vedete è veramente di un'esecuzione
molto semplice, anche se lunga nella preparazione, perché ci vogliono 3 giorni per mantenere il grano a mollo nell'acqua, e poi per cucinarlo quanti minuti ci sta? Anche un paio d'ore. Anche un paio d'ore, altro che minuti, quindi è una ricetta che comunque... Perché deve essere abbastanza morbido quando uno lo mangia, non deve essere... Certo, e poi logicamente se vi dovesse rimanere del grano già bollito lo potete utilizzare nelle vostre minestre, che in questo periodo diciamo sono fantastiche per poter essere consumate con le verdure di stagione, e quindi per un pranzo anche veloce. Lo possiamo utilizzare per molte cose. Oppure vorrei suggerire, senza togliere il merito a nessuno, notiamo che sono quasi gli stessi ingredienti per preparare la pastiera napoletana. Sì. Infatti si pensa che ci possa essere una riconduzione tra le due ricette. Diciamo il grano, le gocce di cioccolato, la crema, e la differenza sta solo nelle scorzette d'arancio, mentre la pastiera ha i fiori d'arancio, diciamo, in versione liquida, poi a volte nella pasta frolla e diventa una bellissima torta, anche quella di buon gusto. Certo, quindi comunque diciamo noi facciamo parte del regno delle 2 Sicilie, quindi ovviamente gli ingredienti sono simili e sicuramente anche le tradizioni. Magari qui noi abbiamo avuto Santa Lucia, lì sarà stato opera di San Gennaro. Poi, se mi permettete, noi facciamo un'altra versione per chi non mangia la ricotta, che anziché l'abbiamo sostituita o con la crema pasticcera o con la crema di cioccolato, quella la classica. Questa potrebbe essere un'alternativa a chi non mangia la ricotta. La ricotta. E beh, io sono molto felice che tu mi stai dando queste alternative, perché logicamente noi abbiamo tanti amici nel gruppo di Io Compro Siciliano che magari non possono consumare latticini, anche se la ricotta diciamo è tra quelli più leggeri e digeribili, però ovviamente diciamo pure che la crema di cioccolato, oltre che con latte, si può anche fare con l'acqua, come si faceva anticamente. La nostra è fatta solo con l'acqua. La nostra è fatta solo con l'acqua. È fatta di cacao, amido, acqua e zucchero. Io infatti lo sapevo, perché ovviamente durante i miei tour enogastronomici porto sempre qui i turisti a fare un assaggio delle vostre siciliane. Faremo un'altra puntata sulle siciliane, sui cannoli, logicamente per chi ha l'intolleranza al lattosio, anche abbastanza importante, poter mangiare un cannolo con la crema di cioccolato, anche se non con la ricotta, è un'esperienza grandiosa. E appunto la crema di cioccolato era una ricetta antica che veniva fatta un po' in tutte le case, ma senza l'utilizzo del latte, in versione povera. Quindi vi suggeriamo di sostituire la porzione del latte con l'acqua e verrà buonissima ugualmente. Ragazzi, a me serve soltanto un cucchiaino adesso a questo punto per dare prova dell'assaggio di questa cuccia, così vi saprò dire se è veramente buono oppure no, perché va bene la fiducia, loro sono miei amici e tutto il resto, però dobbiamo capire qui se la cosa è... perché sai, sabato scorso ho fatto la giugiulena, ma ovviamente l'ho fatta io, lo so che è buona perché l'ho fatta io, però adesso qui devo dare prova anche ai nostri amici che ci guardano in trasmissione se questa cuccia è veramente buona oppure no. Senti, voi adesso questa cuccia la andate a preparare solo per giorno 13 o la preparerete per tutto il mese? No, la prepariamo per tutto il mese fino al giorno dell'Epifania. Perfetto, quindi diciamo è proprio una ricetta natalizia. Diciamo con la richiesta che abbiamo avuto negli ultimi anni. Prima la facevamo per un determinato periodo solamente, che accavallava solo del Natale. Adesso abbiamo prolungato perché la richiesta è tanta fino al 6 di gennaio. Dopodiché finisce e dopo se ne riprende. Ovviamente in questo periodo anche voi vi siete dovuti adattare a fare il delivery, le consegne. Avete vissuto un periodo abbastanza pesante e duro che avete superato e che state cercando di superare, perché siete una famiglia ed è diciamo il punto forza. Abbiamo aggiunto la consegna a domicilio, l'asporto l'abbiamo sempre. Per far arrivare io ho visto che adesso avete anche un bellissimo sito, vi siete modernizzati finalmente, siete entrati negli anni insomma 2000, finalmente vi siete adattati, quindi i nostri vi siete evoluti anche voi, quindi i nostri amici di Io Compro Siciliano Chef vi possono trovare nella vostra pagina Facebook, nel vostro sito www.
pasticceriaarcale.it, semplicissimo, così da poter eventualmente anche chiedervi una spedizione a casa o anche semplicemente un suggerimento per questa favolosa cuccia, che io adesso mi metto qui in un angoletto. Ragazzi, tanti auguri di buon Natale. Auguri. Ciao e grazie. Ciao, ciao. Io rimango qui appartata con la mia cuccia ad assaggiarla. Ciao amici di Open Pro Siciliano Chef, ci vediamo sabato prossimo. Buon weekend e mi raccomando, scrivete se avete ricette da suggerirmi. Un bacione a tutti voi, anche più piccolini. Ciao. Si va in paradiso.